Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you $1 this time. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video per arrivare insieme a voi, assolutamente insieme ad Arena 7. Dato che sappiamo tutti che questo è un gioco di merda, criptato alla merda di cane, veramente, a parte scherzi è stra-criptato. Allora, dato che ci mancano solamente 4 coppe di merda per arrivare ad Arena Royale, sopra le 2000 coppe, dopo abbiamo la Arena Leggenda, solamente 1000 di differenza, andiamo a fare una partita online. Però questa partita online sono quasi sicuro, praticamente quasi certo, che mi andrò a trovare un cazzone di livello 20.000 e mi asfalterà, distruggerà e mi umilierà. Perciò non so quanto potrà durare, cioè quanto durerà questo video, perché con questo video voglio arrivare assolutamente insieme a voi in Arena 7. Allora, il mazzo che andremo ad utilizzare, allora, fulmine, cavaliere, cioè sgherri normali, mago, specchio, barbari, orde sgherri e l'arciere, che purtroppo non ho i big money da portare a livello 9, dato che sono povero. Ragazzi, incrociamo le dita e preghiamo il nostro Signore che me la mandi buona. Iniziate ragazzi. Oh, cioè, vaffanculo, ho trovato un cinese. Io me lo sento già nel di dietro ormai. Allora, concentrato Kai, non dobbiamo perdere tempo. Soprattutto non dobbiamo sprecare Elisir. Grazie al cazzo non dobbiamo sprecare Elisir. Sto qua parte subito con un draghetto al 3. C'è della serie no, non voglio farti male, solo un pochino. Allora ok, abbiamo distratto il maghetto. Ora speriamo, cioè il draghetto. Ora speriamo che non abbia le frecce. Se ha le frecce sono inculato. Ok, ha il gigante, vuol dire che non ha le frecce ragazzi. Forse ce l'ha da buona, ce l'ha da buona. Dio, onnipotente santicello. Ok ragazzi, abbiamo distrutto un po' di vita della sua torre. Noi fulminiamo i suoi goblin del cazzo e aspettiamo che Dio ce la mandi buona. Allora, lui si sta caricando di Elisir esattamente come me. Se vinco un bel po' di coppe, perché abbiamo tipo 102, 103, 115, no, 115 no, 103, 105 coppe di differenza. Se vinco tante belle coppette. Se perdo faccio schifo. Se perdo faccio schifo, mi sembrava ovvio. Allora, appena ha messo le frecce poco fa, se non mi sembra, se non mi sbaglio, sto stronzo. Ah, vaffanculo. Devo mettermi queste truppe qua per distruggere il suo maghetto di merda. Una bella fulminata. Dio onnipotente. Onnipotente santo, dai, distruggi quei barbarozzi del diavolo. Ok, maghetto dietro. Abbiamo gli sgherri davanti. Ce l'abbiamo ragazzi, ce l'abbiamo. Oh sì, li distruggiamo un bel po' di vita del castello. Ok, allora io gli lascerei, no, un cazzo, non gli lascio un cazzo. Andiamo di prepotenza, il maghetto l'abbiamo distrutto poco fa, perciò non ha nessun tipo di truppa aerea da difendersi. Come non detto. Comunque penso che i miei barbari prendano un pochino di vita alla torre. Eccolo qua, lo sapevo. Brutto bastardo, incallito veramente. Minzica, ok. Fulminati i barbali, no, non ci credo di aver detto balbali. In figa adesso mare. Anche una torre inferno, no, la torre inferno non la voglio. È una rottura di coccomeri assurda. Ok, va di truppe aeree, anch'io vado di truppe aeree. E guarda come vado di truppe aeree, brutto stronzo. Allora, purtroppo mi vaffanculo le frecce, ragazzi. Aspettiamo che li muoia la torre inferno. Appena li muore la torre inferno, partiamo di quinta. Ok, aspettiamo. Bisogna, vaffanculo. Ok, bisogna essere pazienti fino alla morte. Dobbiamo essere pazienti ragazzi. Fulminata. Dio onnipotente, se non riusciamo a farcela così, mi sa che dovrò ritirarmi. Figlio di sua mamma, cancara proprio forte. Madonna. Allora ragazzi, abbiamo un'ultima chance.
o fulminare del tutto la torre o andare di prepotenza, se no andrà a fare finire in un pareggio di merda qua. Mi puzza di pareggio qua, cazzo. Ok. No, 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 dai. Oh, dai, prendere. Mi mancano solamente 200 di... Mamma mia, purtroppo ragazzi non riusciamo a fare neanche una stella e questa finisce in pareggio. 9, 8, in figa del sommare. 6. Oh, ha messo tutte le frecce. No, 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 dai, forse no, purtroppo no. Scontro terminato. Lo sapevo, questo è un gioco di merda criptato. Significa che dobbiamo farci un'altra partita e pregare di nuovo al nostro signore che non sia un cinese. Dammi un nabbo, dammi un nabbo, dammi un nabbo. Ok. Ok. Questo qua è anche più scarso di me perché è livello 7 e non è livello 8 come quello di prima. E questo qua non è neanche cinese. Perciò ragazzi, teniamo duro e speriamo e tentiamo di ma vaffanculo. Odio profondo per questa torre spaccamuro. È una delle cose più brutte di questo mondo. Anche lo spaccamuro ci metti. Senza truppere non faccio un cazzo. Quasi una mezza tega faccio senza truppere. Figa adesso mare. Allora qua distruggiamo. Cioè mi tocca fare così, se no non riesco. Allora questo per distruggere la torre difensiva. Ok, ok. Speriamo che non mi mandi nessuna frecciatina ora. Ragazzi, speriamo in 0 frecciatine. Ecco, figlio di puttana. No, alle frecciatine scarse non mi distrugge Sgheri. Ok, perfetto, ci sta, ci sta. Ragazzi, teniamo. Dio onnipotente, dammi tu la forza di penetrare questo soggetto. Barbari. Ok. Arcieri. Ok. Ok. Maghetto. Dai, brutto stronzo, dobbiamo distrarre la torretta. Distraiamo la torre. No, Valchiria di merda. Ok, anche questa partita andrà malissimo. Non riesco proprio a toccarli, proprio a sfiorarli la torre, madonna. È una partita, anzi, questo qua è un video molto molto lungo, ragazzi. Non so se dire. Oh, stronzo, ha messo il gigante, perciò senza l'esir. Inculiamo dalla... Mi figa, adesso mare, come non ho detto, era pieno di lisir, sto stronzo. Ok. Abbiamo ancora lo specchio per difenderci noi. Mettiamo una qua. E mettiamo una qua. Così, con una frecciatina, non sa dove puntare. Oh, perfetto ragazzi, sapete cosa significa questo? Significa che puntiamo tutto dall'altro lato e tentiamo di penetrare. No, no, fulminata, fulminata. Sono diventato rosso. In figa adesso mare. In figa adesso mare. Ok. Tutto. Mi sono incazzato ragazzi. Ora mi manda di sicuro una merda assurda come i barbari qua. Dobbiamo no, mi incazzo. Niente frecciatina, bastardo. Ok, mi ha dato una frecciatina, figlio di puttana. Dai! 3, 2. Mi incazzo. Forte, ma forte. Meno 30, porca puttana, meno 30. Allora ragazzi, questo è uno dei giochi che odierò sicuramente insieme a Clash of Clans. È uno di quei giochi che mi farà schizzare così tanto, ma così tanto da farmi proprio uscire fuori dalle orbite gli occhi. Perché se perdi 30, vinci 25, perciò vinci una, perdi una, vinci una, perdi una, vai sempre in negativo. È un gioco che ti fa schizzare. Come potete vedere, ho persino i bauli della corona da quante partite mi sono fatto. Prendiamo un po' di cose, ecco. Questa quasi non va neanche così male. Allora, speriamo di vincerla. Vai Kai, vai. Sweet Donators. Penso che questo sia svizzero. Concentrato Kai. Questo mazzo non è facile da governare. Ok, mazzo spawn. Perfetto. Mazzo spawn è facile da gestire ragazzi. Allora, l'importante è fare uscire il suo coso, la sua freccia.
perché se metto Isgari ora muoiono tutti subito. Ecco, ma c'è anche il draghetto, so stronzo in culo. Mamma mia, la Valchiria, quanto la odio la Valchiria. Proprio profondo, odio profondo, Ok, distruggi i goblin. Dometito, domatore, Rider. Dai, entra e penetra, domatore, entra e penetra. Ok, è stato distrutto il pene. Ok, credevi, volevi, Guarda cosa ti mando io. Un baule di goblin, pieno, zeppo, di stronzi. Madonna, ha messo il suo cavaliere, il suo principino. Va bene ragazzi, per il momento sono in vantaggio io. Spero di prenderli almeno una torre, perché so che questa è una partita difficile, sarà molto molto combattuta e non c'è da scherzare purtroppo. Ok, ci siamo. Maghetto, lo sapevo che aveva il draghetto lui. Io metto il maghetto, lui mette il draghetto. Dai, i miei barbarozzi prendono un po' di vita. Ci sta. Puttana, non ci sta sta roba. Ok. Distruggiamo il draghetto, anche la Valchiria. Ho detto anche la Valchiria. Baule distrutto. Dobbiamo prendergli assolutamente la torre. Ci siamo quasi. Ragazzi, l'abbiamo presa. Ce l'abbiamo noi la torre. Dai, ce l'abbiamo noi. Dai, Barbarozzo, un colpo, barbari. Dai, un colpo, Dio onnipotente. Dai, un colpo a quella cazzo di torre. Ah, mancano 30 secondi. Ok, ragazzi. Sai, in questi casi bisogna fare stronzi quando mancano 30 secondi. Lui mi lancia un baule e lancio anche un baule. Dobbiamo andare sulla difensiva perché abbiamo difendere solamente 18-19 secondi e praticamente abbiamo vinto la partita, ragazzi. Non ci credo, è combattuta. 9, no, ragazzi, dai. Dio, madonna. Frecciatina a te, guarda stronzo, guarda se non mi fai fare lo stronzo. Guarda se non mi fai fare lo stronzo. Ok, speriamo almeno più 25. 30. Ragazzi, siamo arrivati finalmente in arena livello 7 e potrò sbloccarmi sui stronzi anche la leggendaria se riuscirò a trovarla. Perciò ora, ragazzi, è tutto per tutto Road to Arena leggendaria, esattamente su Clash of Clans. Va bene ragazzi, questo era tutto per il video oggi. Allora blocco un po' la registrazione quasi un po' all'improvviso, perché probabilmente la mia Canon, più che la mia Canon, la mia SD card mi fa memoria piena quando stavo registrando e non sapete i schizzi in quel momento. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a lasciare un bel like, un commento e tentiamo di arrivare almeno a 10.000 like per questo video. Non ho detto 100.000, 10.000, cioè un decimo dovete farcela,